l'oggetto del nostro incontro, l'obiettivo dell'incontro di oggi potrebbe essere sintetizzato in questo: fornire, sottoporre al partenariato una proposta tecnica di quadro strategico, cioè un esercizio che come Veneto abbiamo fatto in questi mesi, e anticipo già qual è la finalità di questo esercizio. La finalità di questo esercizio è farci trovare pronti, preparati, nel negoziato nazionale che aspettiamo poi di sentire le parole di Blasi, ma che si aprirà per definire il PSN. È ovviamente un ragionamento che viene fatto a tutto tondo, cioè su tutti gli obiettivi e su tutti gli interventi che il regolamento per la PSN PAC 2021-2027 ci consentirà di fare. Quindi la proposta che con il mio intervento vi sottoponiamo oggi è di 70 interventi che partono dalla proposta di regolamento, tengono conto dell'analisi di contesto di cui parlava Alessandro poc'anzi, che è stata concretizzata con forza a fine tra la fine del 2019 e del 2020, e che come Veneto, come avete sentito, abbiamo affrontato forti, e tenendo come termine di raffronto le conclusioni della conferenza regionale dell'agricoltura di giugno 2019. L'obiettivo: soddisfare i fabbisogni presenti a livello Veneto e raggiungere ovviamente gli obiettivi specifici, l'obiettivo trasversale della PAC 21 e 27. Ci muoviamo all'interno di due grandi cornici: il quadro strategico e il quadro legislativo normativo europei. Allora, primo orizzonte, prima cornice è data dall'agenda ONU 2030. Scusate, ecco. Dall'agenda ONU 2030. L'agenda ha ispirato, è richiamata proprio, lo troviate, lo vedrete, ne abbiamo evidenza nelle proposte regolamentari, ma funzionalmente all'agenda abbiamo la dichiarazione, la comunicazione della Commissione europea sul Green Deal europeo. Di questa sottolineo un unico elemento quantitativo: prevede che per quanto sta la politica agricola ben il 40% delle risorse siano destinate all'azione per il clima. Come sapete, a maggio di quest'anno il Green Deal ha avuto le sue due gambe agricole, e cioè le strategie Farm to Fork, citava anche De Castro prima, e la strategia per la biodiversità, che hanno dato, spezzettato, ulteriori parametri e target quantitativi. Quindi non è più solo un fatto di orientamento di qualità, ma pone delle sfide quantitative da qui al 2030. A latere abbiamo l'evoluzione del quadro legislativo, ancora in fieri, sapete i triloghi sono in fase di apertura, c'è la posizione del Consiglio dei Ministri Agricoli formalizzata 10 giorni fa, una settimana fa, il Parlamento Europeo, come diceva De Castro, ha chiuso la sua posizione, c'è la proposta della Commissione, proposta articolata in 3 strumenti: il regolamento che imposta i piani strategici nazionali della PAC, il regolamento che fa evolvere l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, il regolamento che definisce il finanziamento e il sistema di monitoraggio della PAC. Sapete che il New Delivery Model, tanto osannato, questa strategia nuova impostata sulla verifica dei risultati, su questa contabilità dei risultati, mi piace dire, sapete che sono un po' polemico su questo, è ospitato in un regolamento specifico. Dunque, cosa ci sta dentro ai piani strategici della PAC? Varie componenti. Come questi si relazionano con l'input del Green Deal? Ecco, il tema è quello di trovare una coerenza, di avere una coerenza tra gli obiettivi gli obiettivi orientati allo sviluppo sostenibile e gli accordi internazionali in materia di clima. Poi abbiamo la necessità appunto di come dire, mantenere una struttura di accompagnamento alla modernizzazione del settore agricolo per renderlo in grado di fronteggiare le sfide che il Green Deal europeo pone in chiave di transizione verso modelli più sostenibili anche per l'agricoltura. Cioè il tema della transizione ecologica è la strategia da qui al 2030 proposta dalla Commissione europea, e vedremo in questi giorni fatta propria da tutte le istituzioni europee. Quindi è chiaro che la strategia
Farm to Fork e la strategia per la biodiversità diventano due elementi, due chiavi di lettura che, e lo vedremo ripeto in questi giorni, condizioneranno la chiusura del quadro normativo che è prevista, come sapete, necessariamente entro la fine di quest'anno. Altro tassello di questo puzzle complessivo che andiamo a comporre e che guida la stesura di questa proposta di quadro strategico, come avete visto, certo il quadro normativo, certo il quadro strategico, ma abbiamo anche gli elementi concreti, le risorse. Beh, è inutile che io ci perda tanto tempo, sono informazioni note a tutti voi, discusse nella stampa. Vedremo se l'approvazione del regolamento sul quadro finanziario pluriennale ci riserverà qualche auspicabile, possibile, positiva sorpresa, nel senso che la posizione del Parlamento europeo ha chiesto un ulteriore rafforzamento, limitazione alla riduzione del budget riservato alla rubrica risorse naturali. Dentro questa c'è l'agricoltura, come sapete. Vedete il conto al momento attuale, dopo l'accordo sul bilancio dei capi di Stato e di Governo del 21 luglio, reca grosso modo un meno 10-11%, a seconda se consideriamo solo il FEAG o il FEASR. Interessante, dentro allo sviluppo rurale la perdita è minore di quella prevista inizialmente, perché entrano 7 miliardi e mezzo, 8 miliardi di fondi Next Generation EU. Questi fondi cosa hanno di particolare? Che richiedono una spesa più veloce, quindi concentrata in questi primi anni che avremo davanti del periodo 21-27. Vado veloce, il percorso della programmazione, abbiamo provato a fare un raffronto giusto per non disperderci e non perderci, e vediamo che ci siamo. Al quadro finanziario si accompagna in entrambi i periodi una strategia, in questo caso non è più Europa 2020 ma è Green Deal europeo. La novità è rappresentata da questo piano strategico nazionale che accorpa l'intera PAC, sgancia il FEASR, l'abbiamo detto già un'altra volta, sgancia il FEASR dalle politiche dei fondi SIE, oggi fondi a gestione concorrente, e la riporta, come dire, obtorto collo di forza dentro la PAC, con una logica strategica sicuramente condivisibile. Siamo in una fase di cantiere aperto, di lavori aperti, per cui la proposta della Commissione accolta dal Parlamento, come sapete, è quella di un'estensione temporale dal 2020 al 2022 degli attuali strumenti della PAC, per avere il tempo di scrivere i nuovi strumenti della programmazione, che non sarà più 21-27 ma 23-27 dal lato delle regole. Cosa significa questa estensione temporale? Significa che il nostro PSR esistente, faccio una chiosa qui che non c'entra con la presentazione del quadro strategico ma un'informazione di servizio, se vogliamo, avremo un'attività intensa in questi ultimi mesi dell'anno, perché dovremo modificare il PSR del Veneto per accogliere questa proroga, per accogliere la possibilità di utilizzare le risorse del 2021-2022. Ecco qui alcune informazioni di servizio, nulla di nuovo, i bandi programmati. Dovremo ridefinire il calendario e la pianificazione dei bandi per il futuro. Dunque, la proposta di quadro strategico, la proposta tecnica, quali sono le fondamenta? Risintetizzo. I fabbisogni regionali, partiamo da lì, 32 fabbisogni, il loro grado di importanza, abbiamo considerato questo aspetto da tecnici nel momento in cui ci siamo approcciati a provare a fare questo esercizio che vi sottoponiamo oggi. Sicuramente il regolamento che propone i piani strategici PAC, perché contiene gli strumenti da usare per definire la programmazione, sicuramente gli obiettivi a cui ci indirizza il regolamento, che sono i 9 obiettivi specifici più l'obiettivo trasversale. Questi sono gli ingredienti della ricetta del dolce che potrò, spero sia un dolce, a illustrarvi adesso, e su cui nei prossimi 30 giorni siete chiamati, in veste di rappresentanti del mondo rurale del Veneto, ciascun partner, siete chiamati a esprimervi dando delle valutazioni, degli apprezzamenti, delle critiche, ma anche proponendo eventualmente delle correzioni o delle integrazioni ex novo dove rileviate delle carenze, delle assenze in questa proposta tecnica formulata da noi uffici sulla scorta di tutto questo che vi ho illustrato.
Tra le fondamenta, scusate, per capirsi, per essere certi che ci sia piena comprensione, ovviamente non siamo partiti a caso, ma dalle conclusioni della conferenza, dai fabbisogni. Ricordo, perché lo reputo interessante, ricordare a tutti che queste conclusioni sono state ratificate dalla Giunta regionale uscente il 10 settembre del 2019, ma soprattutto le trovate, le avrete già viste, sono citate ampiamente nel documento del programma di governo 2025. Quindi la Giunta regionale, il governo regionale ha come dire, grande considerazione di ciò che è emerso da questo momento progettuale e di proiezione verso il futuro da parte del mondo rurale del Veneto. I 32 fabbisogni, ricordava Alessandro, sono graduati, vabbè, inutile ricordarlo ancora. Abbiamo tenuto conto di quelle affermazioni, di quelle sintesi, 10 punti di priorità regionali che ci sono nel documento e che fanno già capire, usando parole chiave, danno significato a degli orientamenti che non solo sono un fatto meccanico quantitativo, ma sono un tener conto dei problemi. Ebbene, in questo, se lo notate, parte centrale della diapositiva, il tema della transizione ecologica c'è tutto ed è percepito dai rappresentanti degli operatori rurali del Veneto. C'è, perché parlare di approccio agroecologico per mitigare o adattarsi ai cambiamenti climatici, sottolineare l'economia circolare e la bioeconomia, parlare di servizi ecosistemici e così via, è essere dentro questo concetto di transizione ecologica, che non è solo ecologica, ma in realtà è una transizione, diciamo così, anche generazionale, una transizione anche innovativa, di innovazione. Cos'è che offre il regolamento, visto che abbiamo chiamato in causa il regolamento sul PSN PAC? Quali strumenti ci dà? Eccoli qua. Sapete, ci sono 3 contenitori, io mi immagino 3 scatole, quello dei tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, il cosiddetto primo pilastro, la parte corposa, diciamo così, che conoscevamo, con qualche novità. Una novità, l'introduzione dei cosiddetti ecoschemi, il regime per il clima e per l'ambiente. È una novità cruciale, è la novità che consentirà probabilmente di stare dentro a quei termini quantitativi, quei target quantitativi di 40% della spesa dell'intera PAC per l'ambiente e per il clima, perché altrimenti il solo pacchetto sviluppo rurale e agroambiente ovviamente cuba ben poco, l'ho già detto in altre occasioni, cuba un 10% dell'intera PAC, quel limite posto agli interventi di sviluppo rurale nell'attuale programmazione e riconfermato anche per il 21-27. Seconda parte, siamo sempre in primo pilastro, l'OCM, l'Organizzazione Comune di Mercato, intesa come interventi settoriali. Ritroviamo gli interventi per l'ortofrutta, per l'apicoltura, per il vitivinicolo e così via, l'olio d'oliva, e anche, novità, non è barrata qui, la possibilità di attivare delle nuove OCM su altri settori, a discrezione ovviamente a scelta dello Stato membro su alcuni settori cruciali. Anche su questo troverete nella nostra proposta tecnica una proposta, scusate la ridondanza, ma noi vorremmo proporre un intervento settoriale rivolto al settore zootecnico e lo sottoponiamo alla valutazione del partenariato del Veneto. Da ultimo, diciamo così, voi farete un risolino, pane per i miei denti, come si dice, gli interventi di sviluppo rurale. Ecco, trovate sintetizzato in 8 righe tutti i tipi di intervento che attualmente compongono la programmazione del sviluppo rurale. Come ricorderete, noi abbiamo in questo momento circa poco meno ormai di 50 tipi di intervento, eravamo partiti con 45, alcuni si sono aggiunti di corsa, e qui una chiosa, scusatemi per non fare confusione ulteriore, vedete che queste 3 scatole si chiamano tipi di intervento, quindi c'è un lessico diverso al precedente. Nell'attuale programmazione abbiamo misure e alle misure compongono le misure i tipi di intervento che sono la granulometria, l'unità elementare dello strumento. Questa nuova programmazione cambia il lessico e ci dice no, ci sono i tipi di intervento che sono la scatola, quella che oggi è la misura, mentre l'intervento è oggi è ciò che oggi è il tipo di intervento. Scusate, ho approfittato per chiarire anche questo aspetto en passant. Vabbè, ovviamente dobbiamo tenere un occhio alle risorse.
qui dati di statistica rappresentati in grafica, vado veloce, mi soffermo sulla torta di destra, eccola qua, primo pilastro, ci sono delle attribuzioni obbligatorie, ovvero del FEAGA, del primo pilastro, il 2% va riservato come pagamento disaccoppiato rivolto ai giovani, lo conosciamo già. Abbiamo poi un altro 10% che è riservato invece ai pagamenti diretti accoppiati, lo conosciamo già, al quale è possibile aggiungere un 2% per le colture proteiche. Interessante, ecco qua, gli interventi settoriali negli altri settori possono fruire di un 3% massimo, questo nella proposta di regolamento del FEAGA. Ovviamente gli ecoschemi stanno dentro al restante 83%. Quanto agli ecoschemi, è in corso di discussione. Come sapete non c'è un'entità definita nella proposta fatta dalla Commissione europea ormai 2 anni fa, però l'orientamento è quello di prevedere una fetta, diciamo così, obbligatoria per essere più efficaci. Sul FEASR, secondo pilastro, i numeri li conoscete già, sono quelli già consolidati, almeno il 5% al leader, almeno il 30% agli interventi agroclimatico-ambientali, il restante a sostegno di tutti gli altri interventi. Veniamo alla proposta. La proposta che facciamo si compone di 70 interventi, ok? Questi 70 interventi, come vedete, sono così ripartiti. 49 fanno riferimento allo sviluppo rurale, mentre 21 fanno riferimenti al primo pilastro, articolati tra i pagamenti diretti, gli ecoschemi e gli interventi settoriali. Questo per stare sulle statistiche, ho una parte prima così di statistica che vi consegno senza entrare troppo nel merito. Questi 70 interventi, dei quali farò alcuni esempi dopo, ma non starò qui per non tediarvi a elencarli, troverete tutto nei materiali collegati alla consultazione, tra cui anche l'elenco. Questi 70 interventi sono per una cinquantina come dire, vecchie conoscenze, li conoscete già, vedete 22 sono confermati tal quali, 28 invece hanno degli aggiustamenti, delle evoluzioni, delle modifiche, 20 invece si presentano come interventi ex novo, interventi non conosciuti dal Veneto, ecco, sono ex novo, per noi taluni magari erano già possibili ma non scelti nella programmazione 2014-2020. Ovviamente gli interventi sono stati pensati, concepiti per rispondere ai fabbisogni, quindi siamo partiti dal fabbisogno, ho un fabbisogno, vedo che intervento o che interventi mi soddisfano quel fabbisogno o quel gruppo di fabbisogni. Abbiamo cercato di tener conto anche del gradiente di importanza e difatti lo vedrete, io vi rendo disponibili, ecco, queste statistiche, non sto qui a chiusarle, però in buona sostanza troverete che sui fabbisogni di massima importanza abbiamo una certa frequenza, una maggiore frequenza di tipi di intervento. Ok? Scusate, ma non è come dire, per impreparazione, ma è proprio per non essere pesante, che affido alla vostra lettura con calma queste tabelle qualora ne abbiate interesse. Se partiamo dai fabbisogni dobbiamo però tener conto, incasellare gli interventi all'interno di quelli che sono gli obiettivi della PAC 21-27, non solo per una ragione, diciamo così, di coerenza filosofica, ok? Non solo per una ragione di orientamento, ma anche per ragioni che vedrete più avanti, sono molto prosaiche, molto legate banalmente al fatto che l'assegnazione della spesa dovrà, come dire, quantificarsi per ciascun obiettivo. Un po' come funziona adesso, per chi di voi conosce lo sviluppo rurale, per le focus area. Sapete che questa programmazione ha previsto una cosiddetta ventilazione finanziaria, una distribuzione delle risorse per priorità e poi per focus area dentro le priorità, tant'è che queste ci vincolano nella programmazione dei bandi e nell'eventuale correzione di rotta cammin facendo. Dunque, gli obiettivi, non ve li cito, vanno dall'assicurare il reddito equo agli agricoltori sino alla protezione della qualità del cibo, gli obiettivi specifici, oltre al rafforzamento dell'ammodernamento del sistema di trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione e della digitalizzazione, che è l'obiettivo trasversale.
Dicevo, non sono obiettivi solo enfatici, solo filosofici, solo di prospettiva, ma nella proposta dei regolamenti a questi obiettivi si accompagnano degli indicatori, indicatori di prodotto, indicatori di risultato, financo indicatori di impatto, ovviamente. Sono indicatori che cercano di portare la logica programmatoria verso, diciamo così, una valutazione preventiva dell'impatto che si vuole conseguire. E prevedono, come già sapete, abbiamo già sperimentato nello sviluppo rurale, che per l'intera PAC e per tutti gli interventi e per tutti e 10 gli obiettivi, quindi anche per i pagamenti diretti, anche per gli interventi settoriali gestiti dalle OCM, anche per l'intervento settoriale vitivinicolo, ecco, volevo esemplificare, per questo cito questi tre, si vadano a definire preventivamente dei target quantitativi che poi verranno verificati. Si vadano a definire dei risultati che anno per anno, questa è la proposta di regolamento, verranno verificati e qualora ci sia uno scostamento significativo al di sopra di determinate soglie di tolleranza tra quanto previsto e quanto realizzato, scattano dei meccanismi di correzione finanche all'eventuale sanzione qualora ci si allontani troppo. Questo è il New Delivery Model. Perché abbiamo tenuto conto in questa fase di individuazione degli interventi del New Delivery Model? Perché? Perché succede questo, che questi indicatori sono già prestabiliti, vengono prestabiliti dai regolamenti e quindi l'obiettivo aulico di perseguire diciamo così la biodiversità, di sostenere il salvaguardia dei paesaggi eccetera eccetera, che mi pare sia l'obiettivo 6, e vi chiedo scusa sto dicendo un numero sbagliato mentre sono sicuro che c'è un obiettivo dedicato a questo, e potrebbe sembrare come dire no, sicuramente condiviso da tutti, ma chissà cosa ci sta dentro, ci staranno dentro non so, siepi, realizzazioni di elementi del paesaggio, ci starà dietro la salvaguardia, tante cose, no? Bene, nel quadro proposto degli indicatori, a questo indirizzo che può sembrare sfumato filosofico, si va a dire l'indicatore rispetto a questo obiettivo, o meglio gli indicatori rispetto a questi obiettivi a cui ci si deve attenere nella fase di programmazione e che chiediamo di rendicontare e quindi con la logica di prodotto, risultato, impatto andarli a verificare nelle varie fasi della programmazione che il regolamento prevede, sono esemplificati da numero di questo, ettari, capi, spesa, percentuale rispetto alla realtà e così via. Quindi in maniera molto brutale, molto prosaica, molto precisa, proprio per aiutare il programmatore a fare un esercizio di concretezza. E quindi cosa abbiamo detto? Andiamo a verificare quali sono gli indicatori proposti in modo tale che il tipo di intervento produca quegli indicatori, realizzi quegli indicatori, perché altrimenti correremo il rischio di fare un esercizio molto bello, di inventarci dei tipi di intervento che non perseguono realmente la politica che ci consegna questa proposta di PAC, ma andiamo un po' fuori binario. Quindi trovate nelle slide poi una serie di esemplificazioni, questo abbiamo cercato di fare. Questa è la sintesi, è il massimo del livello di descrizione che vi arrivo a fare, a parte 3 esempi che farò dopo, di quanti sono i tipi di intervento sui vari obiettivi. Vedete l'obiettivo 6, che è quello di tutela della biodiversità, del paesaggio, che dà il senso della transizione ecologica, 19 interventi. Molti di questi interventi, attenti, sono ripetuti, cioè abbiamo che lo stesso intervento che trovo sull'obiettivo 6 lo trovo anche sull'obiettivo strategico 4. Okay? Però vi faccio notare comunque che gli istogrammi dell'obiettivo 4, 5 e 6 che concretizzano, ripeto, la transizione ecologica sono un pacchetto cospicuo e numeroso. Il secondo pacchetto cospicuo e numeroso che trovate è quello invece dell'obiettivo strategico 1, redditività dell'agricoltura, 2 e 3 che riguardano invece la filiera, il rafforzamento della filiera agroalimentare e la competitività, o li ho detti in ordine inverso. Vedete, anche qui abbiamo un pacchetto abbastanza cospicuo. E così via per gli altri, non mi ci soffermo oltre. Ovviamente, segnalo che dove ne vedete 4, sull'obiettivo 7, ricambio generazionale degli imprenditori, o sull'obiettivo 9, che è sicurezza di fatto alimentare, perché trovate 3-4 interventi? Allora,
non è perché è svilito quell'obiettivo, è semplicemente perché per ragioni proprie la proposta della Commissione ha reso questi due obiettivi specifici molto più circoscritti e con gli indicatori li indirizza ancora di più. Quindi se l'obiettivo dell'obiettivo specifico 7 è numero dei giovani che si insediano, lo sto banalizzando, ma c'è un indicatore proprio che è questo, ovviamente non è che devo fare chissà che voli pindarici a pensare quali sono gli interventi che possono sostenere il giovane che si insedia. Banalmente, qui ce ne sono 4, io ne ricordo solo 2, che sono da un lato il pagamento diretto giovani, primo pilastro, e dall'altra parte il premio di insediamento giovani sul secondo pilastro. Ecco il motivo per cui vedete meno interventi su questi due. Altre classifiche interessanti. Abbiamo anche la prova del 9, nei vostri materiali la trovate, cioè la relazione tra i fabbisogni e gli obiettivi specifici della PAC, un matricione enorme, poi spezzettato, e poi la relazione tra interventi proposti, obiettivi e fabbisogni. Tabella infinita, non vi tedio a illustrarvela, ma è importante per capire che la relazione e la consecuzione è questa: fabbisogni, incastro con gli obiettivi, tenere conto degli indicatori e si passa quindi al descrivere l'intervento. Cosa troverete nella consultazione e cosa ci sta dietro ai titoli che ho solo accennato di ciascuno dei 70 interventi? Ci sta una scheda di questo tipo. Vedete qui abbiamo cercato, questa scheda non è la descrizione intera dell'intervento. I colleghi che ci hanno lavorato hanno realizzato pagine e pagine per descrivere l'intervento, però abbiamo cercato di rendere dominabile la materia, perché altrimenti se avessimo avuto 3 pagine per ogni intervento, 70 interventi, uno per poter capire di che si parla si legge intanto un bel tomo di 210 pagine. No, anche no, grazie. Siccome in molti casi, ripeto, lo avete visto, sono interventi riproposti, rimodulati rispetto al passato, abbiamo ritenuto di sintetizzare su queste schede massimo 700 caratteri, a parte il titolo, massimo 700 caratteri per descrivere cosa ci sta dentro in termini di requisiti, impegni, vincoli e tipi di beneficiari di questo intervento. Trovate un'indicazione alla scheda informativa di analisi prodotta nell'ambito della Conferenza regionale dell'agricoltura che vi fornisce, diciamo così, la percezione del contesto di perché c'è o ci sono i fabbisogni a cui l'intervento proposto risponde, e da ultimo l'obiettivo specifico o l'obiettivo trasversale della proposta di regolamento a cui è funzionale. Questo è ad esempio una proposta di ecoschema, ve lo segnalo, c'è un tema forte su questi ecoschema perché stiamo tutti cercando di capire cosa ci mettiamo dentro. A parte la loro finalità ambientale, noi proponiamo come Veneto che il mantenimento dell'agricoltura biologica, quindi dell'agricoltore che ha scelto questo metodo di produzione e che è già a regime, vada dentro un possibile ecoschema dei pagamenti diretti. Sappiamo che è una scelta forte, sappiamo che è una scelta che ha, come dire, luci ed ombre, pro e contro, però sappiate che una motivazione forte è anche quella che noi dobbiamo vestire di verde, di ambiente, di clima, il 40% della PAC. Vi ricordo, come ho già detto, un 10% può venire dallo sviluppo rurale, ci sta perché il 30% del 25%, il restante deve venire necessariamente dal pagamento diretto primo pilastro. Altro esempio, l'OCM Vino, interventi settoriali, settore vitivinicolo, gli investimenti, bando noto a tutti voi, per l'esperienza già vissuta, si ripropone per il futuro. Vedete qua la descrizione sintetica, gli impegni, l'intervento, dove agisce l'intervento, i beneficiari, la scheda informativa della conferenza, la numero 25 dedicata al comparto vitivinicolo, i fabbisogni a cui si risponde e l'obiettivo specifico 2, migliorare l'orientamento al mercato. Altro esempio, l'insediamento dei giovani agricoltori, sapete che ce l'ho a cuore, ce l'abbiamo tutti a cuore, sviluppo rurale, breve descrizione, i beneficiari, le schede informative che parlano del problema del ricambio generazionale nel settore, i fabbisogni che ne emergono, l'obiettivo specifico all'interno del quale ci andiamo a collocare. Queste le proposte. Cosa ci sta davanti? E speriamo che su questo arrivi presto il collega Giuseppe Blasi a darci qualche news e qualche prospettiva. Da subito c'è un tema: formalizzare e articolare il budget FEAGA tra stati e FEASR, tra stati membri e poi tra stati membri e all'interno dell'Italia, ovviamente nel nostro caso
c'è il riparto regionale del FEASR e l'attribuzione tra FEAG e FEASR. È un'attività che prevede la produzione di regolamenti a livello europeo. Sapete che c'è stata un'intesa il 21 luglio, sapete che il Parlamento si è espresso, adesso dovrebbero velocemente, speriamo entro questo mese, no, non questo di ottobre ovviamente, quello di novembre, dovrebbero chiudere e avremo a disposizione l'approvazione dei budget. Secondo punto, l'ho detto prima, c'è un tema di transizione, di partenza per non far mancare sostegno, per non creare in questa fase aggravata dal Covid una discontinuità del sostegno, e quindi bisognerà adeguare i vigenti strumenti. Io ho parlato del PSR perché sapete sono ormai deformato dall'essere autorità di gestione del PSR, ma in realtà vanno adeguate anche le strategie nazionali, tanto sui pagamenti diretti, quanto sull'OCM ortofrutta, quanto sul vitivinicolo, sull'apicoltura e così via. Quindi c'è un lavorio da fare nei prossimi mesi. Partiremo nel 2021 presumibilmente con la definizione del meccanismo di governance del PSN PAC 21-27. Avete sentito l'enfasi posta dall'assessore Canero, avrete ritrovato la stessa sensibilità che già avevamo dall'assessore Pan, cioè una legittima rivendicazione del ruolo regionale come punto di snodo di programmazione e di attuazione, non solo di attuazione, ma anche di programmazione, in particolare dello sviluppo rurale. È un punto ancora aperto. Avete visto che c'è stato un pronunciamento chiaro anche del Parlamento europeo su questo, che ha sposato la tesi delle regioni d'Europa. Secondo passaggio, numero 4, la definizione dei fabbisogni. L'analisi nazionale si è fermata a febbraio con dei policy brief molto articolati, molto approfonditi. Da lì si tratta di ricavare, dalle SWOT che contengono, si tratta di ricavare proprio allora quali sono i fabbisogni dell'Italia e delle regioni italiane, e quindi su quei fabbisogni costruire il quadro strategico del PSN. In funzione di questa attività noi consultiamo voi, partenariato, per fare quella che è cosa? Per ricavare, eccola qua, da una proposta tecnica che ha tutti i suoi limiti ad addivenire a quella che sarà la proposta veneta. Una proposta veneta che servirà in entrambe le situazioni. Lo dico chiaramente, in questo momento non abbiamo ancora capito se il PSN nazionale, il PSN PAC 21-27 conterrà tutto, quindi sarà un esercizio centralizzato che descriverà tutto e prevederà tutto, ma a livello unico, e a livello regionale, la brutalizzo così, saremo solo degli esecutori, oppure se, come si è espresso anche il Parlamento europeo, oppure se il PSN PAC sarà una cornice, all'interno di questa cornice gestirà, come fa già oggi, le strategie per gli interventi diretti, pagamenti diretti, OCM, politiche proprie nazionali, fino all'ultimo dettaglio, rinviando invece la parte dello sviluppo rurale. Io dico quella perché è quella che ci sta a cuore, ma potrebbe esserci qualcos'altro, rinviandola a documenti specifici regionali, dei quali documenti, della cui preparazione, come è avvenuto in questo PSR 1420, la Regione ha la piena, totale responsabilità nella stesura, nell'attuazione e nella modifica in corso di attuazione. Ecco. Quindi noi vogliamo, come Veneto, abbiamo il mandato dalla Giunta regionale di farsi trovare pronti. Per essere pronti a inizio anno abbiamo pensato a questo appuntamento. Nei mesi scorsi abbiamo lavorato per produrre questo quadro strategico, questi 70 interventi sicuramente perfettibili e migliorabili col vostro contributo. Adesso abbiamo tutti 30 giorni di tempo per esprimere, e ripeto, si può esprimere, vi chiediamo di esprimere, uno, la pesatura che date a ciascun intervento, il peso che ritenete possa avere; due, il peso in senso di importanza, scusate, di priorità; due, vi chiediamo di fare un esercizio di correzione, di integrazione, di modifica laddove non siete soddisfatti, laddove a vostro avviso non è efficace nel raggiungere il fabbisogno che ci sta dietro, ok? E da ultimo vi lasciamo anche lo spazio, nella consultazione lo vedrete, vi verrà spiegato con dovizia di dettagli tecnici, lasciamo anche lo spazio per suggerire se mancano degli interventi. Ovviamente su questo partiamo già con una base ben nutrita, 70 non sono pochi, vedrete sono 70 sintetici che prefigurano poi anche ulteriori splittamenti se del caso, però è giusto che ci venga segnalato se abbiamo
omesso qualcosa. Poi ci sarà il tempo, il percorso che avremo davanti, il negoziato nazionale e la riflessione regionale per decidere con logica di massa critica, di impatto, anche alla luce delle risorse quantificate per il Veneto, decidere cosa scegliere, su cosa puntare. Però è importante, ecco, che questa proposta, che è un mero esercizio tecnico, diventi, passi attraverso il partenariato per diventare allora sì quello che è la proposta veneta, quello che può essere il termine per le future attività. Io vi ringrazio dell'attenzione, resto a disposizione, come ci ha detto Alessandro Tomasuti, il nostro bravo moderatore, per eventuali domande e chiarimenti nella parte riservata appunto alle risposte alle domande. Grazie a tutti e buon lavoro.